era anche giusto che una mostra di questo tipo, di questa qualità e anche con soluzioni innovative così particolari potesse essere vista e visitata. Io volevo appunto vederla e veramente fa effetto vedere raccontata questa storia che parte anche nella narrazione dal 1797, quindi dalla caduta della Repubblica di Venezia, e che poi ripercorre tutto quello che è avvenuto fino alle guerre balcaniche degli anni 91-99. Quindi è bene vederla, veramente si capisce cosa hanno patito quelle popolazioni che storicamente erano legate al Veneto, a Venezia, perché per secoli è stata il collegamento, l'Adriatico fu un ponte e non sicuramente un confine. Quindi una cosa veramente toccante che consiglio tutti quanti di poter vedere. Perché questa mia sensibilità? Proprio perché io non tollero che la storia per come è avvenuta, venga nascosta. Io ho approfondito questi temi specialmente negli ultimi 30 anni in maniera puntuale e precisa, e molte cose che non mi sono state spiegate a scuola le ho dovute appunto raccogliere e conoscere facendo da autodidatta. Anche perché appunto frequentando queste terre io mi sento a casa mia, chi è rimasto parla la mia lingua, quando cammino fra le calli e le strade di quei paesi, quando vedo quei campanili mi sembra di essere a casa mia. E quello che anche non mi piace è il fatto che ci siano i nomi di quelle località che una volta erano nomi assolutamente storici, che avevano da secoli questi paesi e queste città, e che adesso vengono storpiati o vengono appunto cancellati. Quindi questo è un tema che secondo me va riappropriato, va riscoperto a livello non solo veneto, ma io dico nazionale. Negli ultimi anni sono stati fatti molti passaggi in questo senso, non ultimo il concerto nel 2011 all'Arena di Pola col Presidente della Repubblica Italiana, però appunto questo non basta, bisogna che questa storia appunto venga raccontata, venga tramandata, venga fatta capire a maggior numero di persone possibili. E una mostra come questa lo può fare. Mi auguro che anche la sensibilità per questi temi in Consiglio regionale possa essere trovata per riuscire anche in una sede istituzionale importante come quella del Parlamento dei Veneti trovare spazio e momento per parlare di queste cose.